La giunta Giordani ha riattivato il settore verde come aveva promesso in campagna elettorale, ma il personale appare insufficiente, nel senso che formalmente l'ufficio riaprirà, ma praticamente con le stesse persone che c'erano prima, che sono poche pensando alle aree verdi della città a cui fare manutenzione. Intanto il tempo passa e l'erba diventa sempre più alta. Hanno creduto, prendendo in giro allora in campagna elettorale e oggi cambiando il nome, di migliorare la cura del verde pubblico. In realtà la dotazione organica è addirittura inferiore e l'assessore di riferimento, che dovrebbe essere quello all'ambiente e al verde, si trova con 3 dipendenti e mezzo a fare molto meno e molto peggio. Un'operazione che rientra anche nella nuova organizzazione del personale di Palazzo Moroni, ma che deve tenere conto delle migliaia di alberi e di aree verdi da curare. Anche l'amministrazione Bitonci era stata criticata per aver rivoluzionato il settore, che sta molto a cuore ai padovani. Evidentemente non basta cambiare nome agli uffici, occorre mandare messaggi rassicuranti ai cittadini con la cura dell'ambiente e del territorio. Una cura incredibile e assolutamente approfondita del verde pubblico, e oggi invece scopre che è molto peggio